Sono le 8 del mattino, è mercoledì 13 maggio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Con Lorena leggeremo insieme i fatti più importanti, legati anche alle notizie di cronaca che fra poco vedremo dunque con i servizi, ma intanto cominciamo con una notizia che approfondiremo nel corso della nostra mattinata. Parliamo di antivirus perché i casi salgono a 6 in Italia, quelli sospetti. Dopo i 4 che erano sul volo KLM sono scattati gli accertamenti anche su una turista argentina che si trova ricoverata per una polmonite al Policlinico di Messina dopo essere arrivata in Italia lo scorso 30 aprile su un volo proveniente da Buenos Aires, era arrivata a Roma. Dunque cercheremo di avere maggiori notizie su questa vicenda, ma intanto adesso vediamo le altre notizie di oggi e andiamo al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che il prefetto di Palermo ha convocato nella giornata di ieri, visti i casi di violenza piuttosto gravi e ripetuti proprio in alcune zone del palermitano. Vediamo come sono andate le cose nel servizio di Gullà. Maggiori controlli e presidi sia a Sferacavallo che allo Zen, soprattutto nelle ore notturne. Queste le prime misure adottate dal prefetto di Palermo Massimo Mariani per contenere l'escalation di violenza e intimidazioni che sta terrorizzando il territorio. La borgata marinara sarà dunque sorvegliata ancora di più dalle forze dell'ordine che dovranno anche dare un forte segnale all'interno dello Zen. In prefettura a Palermo, alla presenza anche del procuratore Maurizio De Lucia, sono stati analizzati gli ultimi episodi criminosi. Sempre nel pomeriggio si è tenuto un secondo incontro con le associazioni anti-racket che stanno assistendo i commercianti vittime delle intimidazioni. Domani sarà invece la volta delle associazioni dei commercianti e degli imprenditori. Assoimpresa è vicina alle imprese, naturalmente, col nostro sportello anti-racket e anti-usura, quindi invitiamo tutti coloro che hanno in qualche modo bisogno di avere un ascolto e di essere assistiti. Naturalmente noi siamo disponibili e ben lieti di stare vicino alle imprese che decidono di stare dalla parte della legalità. Domani sera a Sferacavallo a partire dalle 21 si terrà una via matris per le vie della borgata marinara alla presenza dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. E allora cominciamo proprio da questa notizia, Lorena. Sì, su notizia che troviamo innanzitutto su Repubblica Palermo, il titolo è stretta sulla città violenta, sicurezza rafforzata allo Zen e a Sferacavallo, il piano del prefetto dopo il vertice con le forze dell'ordine e l'anti-racket, mentre le forze politiche PD e 5 Stelle chiedono che il ministro Piantedosi riferisca alla Camera. Che cosa prevede in particolare questo piano? Ci saranno mirate attività di pattugliamento dinamico interforze, stesso piano per lo Zen dopo i 5 colpi di fucile contro la vetrina di un panificio e 4 spari esplosi con una pistola ai danni appunto di una macelleria che 2 giorni fa hanno paralizzato il quartiere. La questione sicurezza però approda anche alla Camera. In Sicilia tornano i Kalashnikov, le terribili mitragliatrici russe preferite anche durante le guerre di mafia, ha detto ieri alla Camera Anthony Barbagallo, segretario del PD in Sicilia, chiedendo un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi sull'emergenza siciliana. Ci sono troppe armi in giro e assistiamo ad una recrudescenza della violenza su cui la criminalità organizzata sta giocando un ruolo decisivo. E restiamo sempre a Palermo, non ha convinto neanche il giudice per le indagini preliminari la storia del minorenne che è reo confesso dell'omicidio di Pietro De Luca. Il magistrato ha disposto la custodia cautelare per il ragazzo che sostiene di aver ucciso per difendersi da una aggressione sessuale. Resta nel carcere minorile del Malaspina di Palermo il ragazzino di 16 anni reo confesso dell'omicidio di Pietro De Luca, l'infermiere 69enne in pensione, assassinato a colpi di tubo in testa nel suo casolare di via Buonpensiero al villaggio Santa Rosalia sulle sponde del fiume Oreto a Palermo. Il GIP non ha convalidato il fermo disposto per indiziato di delitto perché mancava il presupposto del pericolo di fuga, ma ha emesso un ordine di carcerazione in questa fase difficile dell'inchiesta. Il ragazzo ha ribadito la sua versione dei fatti, sostenendo
dicendo di aver ucciso per difendersi da un'aggressione sessuale da parte dell'anziano dopo aver accettato un invito a bere un bicchiere d'acqua. Una versione che non ha convinto neanche il magistrato, però il ragazzo deve spiegare perché portava con sé il tubo usato nell'omicidio e soprattutto perché ha sparato non uno o due colpi ma almeno 5 o 6 fendenti, secondo gli ultimi rilievi. Permane poi il buco di 12 ore fra la morte dell'uomo e la confessione del minore, che si è spontaneamente presentato in questura a mezzanotte. Ma non convince neanche la tesi della famiglia della vittima, che parla di una tragica tentata rapina. Infine, le ultime indagini suggeriscono che qualcuno abbia spostato il cadavere di De Luca e dunque che il ragazzino sia stato aiutato forse non a commettere il delitto, ma a modificare la scena prima di presentarsi in questura. E adesso invece con Lorena cerchiamo di approfondire anche questa vicenda, una vicenda che ancora non è chiara. No, non è chiara, lo scrive anche la Sicilia, una vicenda complessa con ancora molti punti irrisolti che il ragazzo nell'interrogatorio di ieri non ha chiarito. Il ragazzo ha sostenuto, l'abbiamo sentito, che l'ex infermiera lo avesse invitato a bere, poi avrebbe tentato degli approcci sessuali, versione che aveva già ripetuto e che ha ribadito in questo interrogatorio. Tesi che la famiglia del pensionato contesta, parlando invece di un tentativo di rapina finito in tragedia. Le indagini della squadra mobile devono ancora definire il movente, che non è chiaro, e le 12 ore di buio, cioè le 12 ore intercorrenti tra l'omicidio e il momento in cui il ragazzo si è presentato in questura. Risulterebbe inoltre che il minore, utilizzando il cellulare dell'uomo, abbia inviato dei messaggi alla moglie della vittima per depistare. In queste ore gli investigatori stanno esaminando i telefoni di entrambi alla ricerca di elementi utili a chiarire l'accaduto. Adesso siamo a Catania, la storia di una suora Nadir, che ha perso la vita nel tentativo di salvare dall'annegamento altre consorelle. Siamo andati a sentire anche i fedeli a San Giovanni La Punta, dove c'è una comunità di carmelitani. Ma sentiamo. Gli abbracci, le lacrime, la commozione e anche la consapevolezza di aver perso una persona speciale. Il sorriso e la bontà di Suor Nadir Santos da Silva rimarranno nella mente e nei cuori di chi l'ha conosciuta e di una comunità, quella di San Giovanni La Punta, che non sa darsi pace. Un tragico destino l'ha strappata alla vita, morta per salvare 2 consorelle travolte da un'onda alta a Vaccarizzo. Suor Nadir non ha avuto esitazioni, la sua generosità l'ha portata ad un gesto estremo, quello di gettarsi in mare senza più riuscire a tornare a riva. La morte è sopraggiunta per annegamento. È un dolore composto quello dei tanti fedeli che in queste ore si stanno stringendo attorno alla comunità carmelitana. È morta una suora, Nadir. Come Nadir? Ci siamo visti settimana scorsa. Ha fatto la preghiera a me insieme alla mia sua suora, dicendo tante preghiere nella mia testa, nei miei mali. No, non può essere. Il Signore l'ha chiamata in quel momento, in quel posto, in quella occasione, per quella missione. Tramite lei, che abbiamo avuto un gruppo di preghiera Fiamma Viva, ci sono state tante conversioni e guarigioni di tante persone che erano lontane da Dio. Sconvolto anche padre Domenico Cosentino. Siamo scossi, però siamo anche pieni di speranza, perché sappiamo che lei continuerà a seguirci dal cielo e pregherà sicuramente perché la nostra fede si rafforzi. È morta giovane per salvare delle vite, allora come si può spiegare dal punto di vista religioso quanto accaduto? Lei era madre e come madre salva i figli. I funerali di Suor Nadir saranno celebrati giovedì alle 16 nella chiesa madre di San Giovanni La Punta. Saranno presieduti dall'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. Lorena, anche questa è una vicenda che sicuramente ieri ha lasciato un po' tutti così sorpresi, attoniti. Sì, e c'è anche tanto dolore in questa comunità che le era vicina e lo è anche in questo momento. Un estremo gesto d'amore, quello di Suor Nadir, così è il titolo della Sicilia, annegata appunto per salvare le consorelle. Francesca Aglieri ricostruisce quanto è successo in questo tratto di mare alla playa di Catania. Il mare agitato, le urla, il tentativo disperato di mettere in salvo le altre sorelle prima di essere inghiottita dalle onde. È morta così Suor Nadir,
45 anni, trascinata via dalla corrente nelle acque del litorale catanese della Playa. Da questa ricostruzione le suore stavano trascorrendo una giornata facendo una passeggiata in riva al mare. Entrando in acqua le onde erano molto forti, sono entrate nella parte bassa del mare, perché la Playa un po' è traditrice, perché sappiamo che il litorale è molto basso, quindi ti invito un po' ad addentrarti, ma la corrente e il moto ondoso le hanno trascinato un po' più a largo, facendole finire in difficoltà, e poi non sono più riuscite a guadagnare la riva. Momenti drammatici consumati in pochi istanti sotto gli occhi attoniti di chi si trovava in spiaggia. C'era un'altra suora, oltre a suor Nadir, suor Jessica, anche lei si è tuffata in mare per salvare le consorelle, così come ha fatto suor Nadir. Le due suore sono riuscite a raggiungerle e a portarle in salvo, ma mentre suor Jessica è poi riuscita a uscire dall'acqua stremata ma viva, suor Nadir ha perso i sensi e, come abbiamo sentito, non si è più ripresa. Adesso c'è un aggiornamento dalle agenzie. I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato un uomo che trasportava a bordo di un'autovettura circa 4,5 kg di cocaina. I militari hanno sottoposto a controllo il veicolo intimando l'alta all'uscita del casello autostradale di Acireale. Al momento del controllo il conducente, di origine catanese, è apparso sin da subito agitato, motivo che ha insospettito i finanzieri tanto da indurli poi ad effettuare una perquisizione dell'interessato e anche del veicolo. Alla fine, insomma, hanno ritrovato 4 panetti di cocaina occultati all'interno di un pannello laterale del sedile posteriore. La droga, una volta arrivata sul mercato, avrebbe fruttato proventi per quasi 1 milione di euro. Ora andiamo nell'Agrigentino, dove c'è stata una rissa che è finita nel sangue ad Aragona. 4 giovani tunisini si sono affrontati con bottiglie di vetro rotte. Uno dei feriti è stato trasportato anche in ospedale dopo aver perso molto sangue. Vediamo. Attimi di paura ieri sera ad Aragona, nell'Agrigentino, dove una violenta rissa tra giovani tunisini scoppiata nei pressi del mercatino coperto si è trasformata in un bagno di sangue. Solo per caso non ci sono stati morti. Secondo una prima ricostruzione, alla base della lite ci sarebbero futili motivi. 4 extracomunitari, ospiti di diverse comunità del territorio che accolgono migranti, si sono affrontati colpendosi anche con bottiglie di vetro rotte trasformate in vere e proprie armi. 2 dei coinvolti sono stati medicati dalla guardia medica, mentre uno, ferito in modo più grave e dopo aver perso molto sangue, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Agrigento. Un altro dei partecipanti alla rissa risulta al momento irreperibile. Provvidenziale intervento di alcuni residenti di via Alberto Mario che hanno prestato i primi soccorsi a uno dei feriti. Immediato anche l'arrivo dei carabinieri di Aragona, intervenuti tempestivamente per riportare la calma e avviare le indagini. I militari stanno acquisendo le immagini delle telecamere sorveglianza per chiarire il movente della rissa. Al momento nessuno dei coinvolti ha presentato querela. Ancora una volta fondamentale la presenza costante del controllo del territorio da parte dei carabinieri di Aragona. E allora, riprendiamo la rassegna. Vedo che c'è la notizia in basso, proprio la vediamo. Sì, siamo nelle pagine, sapete che adesso la Sicilia ha delle pagine dedicate ad ogni provincia, siamo nelle pagine di Agrigento, rissa a colpi di spranga e coltelli, 3 feriti, è successo intorno alle 23 dell'altra sera. I 3 feriti insieme ad altre persone si erano riuniti per un chiarimento. All'improvviso è nata un'accesa discussione accompagnata da offese di ogni genere, fino a quando, come era in parte prevedibile, la situazione è precipitata. Si è passati dalle parole alle vie di fatto, ne è nato un parapiglia generale con i partecipanti a darsene di santa ragione, calci, pugni, schiaffi, ma anche, come avete sentito, colpi di sprang e con l'uso probabilmente di coltelli. Nessuna persona si è rivolta al 112, i feriti si sono presentati alla guardia medica per le cure necessarie. Uno è finito in ospedale. E adesso chiudiamo la rassegna stampa regionale vedendo anche le altre prime pagine e le altre notizie di oggi. Allora, andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica, il tomo di Palermo. In apertura la vicenda, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza su Sferracavallo e Zen, varate nuove misure contro la violenza, il prefetto rafforza la vigilanza nei 2 quartieri e quindi più pattuglie anche nelle ore notturne. Di spalla c'è invece questa notizia curiosa che riguarda il processo per concussione al presidente dell'AS Galvagno, mini rimborso di Galvagno. Cosa succede?
succede quando la parte civile sta con l'imputato, perché praticamente per la procura l'uso spregiudicato dell'auto blu, diventata un taxi per amici e parenti, ammonta a oltre 36.000 euro. Per l'Avvocatura dello Stato invece il danno per le casse del Parlamento sarebbe di appena 200, poco più di 200 euro. Insomma, differenza non da poco. E poi c'è per i monopattini corsa alla targa, ma la rivoluzione è in ritardo, manca ormai poco. E poi questa analisi su quanto sta succedendo, questa escalation di violenza, i cani sciolti che sparano all'ombra del boss. Andiamo a vedere poi la Sicilia, in primo piano la tragedia di Nadir, suora eroina che ha salvato le consorelle e poi è morta annegata, ne abbiamo appena parlato. E poi c'è la vicenda del CCPM, il reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, c'è il disimpegno del San Donato, ma una ciambella di salvataggio potrebbe arrivare dal Bambin Gesù in parallelo con la conferma del reparto di Taormina. E poi questa vicenda, vediamo se avremo tempo di vederla, una vicenda un po' paradossale che fa molto sorridere. Donna nascosta nel bagagliaio, alcune studentesse lanciano l'allarme, il cosiddetto rapitore in realtà non lo era, non era tale, fermato dai carabinieri, rivela che in realtà era uno stratagemma per far uscire in sicurezza la sua amante dal suo palazzo. L'uomo ha confessato nessun rapimento e non c'è stato nessun provvedimento naturalmente per i due. Sul Giornale di Sicilia, incidente in moto a Palermo, muore sedicenne, era stata dichiarata la morte cerebrale. Assunzioni preelettorali, l'assemblea è spaccata, invece il taglio di apertura, fallisce il tentativo di sterilizzare la norma che blocca le chiamate degli enti, oggi si vota. E poi qui troviamo di spalle il test per l'antivirus su turista a Messina, abbiamo sentito sbarcata da Buenos Aires previa tappa a Roma. Sulla Gazzetta del Sud, ovviamente in apertura appunto il caso sospetto al Messina, turista argentina che sarà sottoposta appunto a un test, intanto è ricoverata per una polmonite. E poi troviamo ancora qui la tragedia di Suor Nadir e la vicenda della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Andiamo a leggere poi questa analisi di Salvo Palazzolo su quanto sta succedendo nei quartieri, le borgate di Sferra e Cavallo e Zen. Chi sono i cani sciolti cresciuti all'ombra dei boss? Dietro questo, secondo questa analisi, ci sarebbe lo storico padrino di San Filippo Neri, militano, tornato in semilibertà. Fra 10, 20 o 30 anni è lui il numero 1. Allora, come oggi, ci sono giovani che scalpitano fra i casermoni di San Filippo Neri, i cani con la barba, li chiamava Ricco Bono, perché ormai insomma sfoggiano tutti questa barba ben evidente, e Ricco Bono che auspicava un intervento deciso del vertice mafioso, intervento che ci fu peraltro. Questa è la tragedia di Suor Nadir, ne abbiamo già trattata. In taglio basso c'è invece una notizia che riguarda Niscemi, piano demolizioni, a Niscemi servono 20 milioni, cittadini evacuati dopo che la zona rossa è stata ridotta sono adesso 500, e quanto emerge dal piano degli interventi di demolizione degli edifici e concessione degli indennizzi elaborato dalla Protezione Civile. Protezione stima che per procedere alla demolizione degli immobili saranno necessari circa oltre 5 milioni di euro, mentre per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti saranno necessari all'incirca 16 milioni di euro. Complessivamente si parla di 22 milioni per procedere alla demolizione nella fascia di sicurezza di 50 metri. Andiamo avanti. Parlavamo appunto del primo caso sospetto di antivirus, è una turista argentina partita da una zona endemica, quindi in cui il virus è presente il 30 aprile scorso, arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma, successivamente sbarcata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite. Da qui l'immediato test per antivirus, il campione adesso è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani per essere analizzato. Con la circolare abbiamo ricordato misure
misure già esistenti e alzato il livello di allerta proprio perché il Ministero agisce con il principio della massima cautela. Diciamo che il Covid un po' ci ha preparato a queste situazioni. E poi per quanto riguarda il ponte c'è stata ieri la prima riunione del Consiglio di amministrazione della Stretto di Messini. La D della società Ciucci nel corso della seduta ha illustrato il cronoprogramma, ok all'iter approvativo entro la fine dell'estate, avvio della fase realizzativa nell'ultimo trimestre dell'anno. Questi sono gli step del ponte fissati da Ciucci nel corso del nuovo Consiglio di amministrazione. Alla riunione è intervenuto anche il Ministro delle Infrastrutture Salvini, che alla fine ha detto prosegue senza sosta il lavoro del Ministero e ha confermato l'impegno e il sostegno a questa infrastruttura che Salvini ha sempre voluto moltissimo, almeno nelle ultime fasi. Misure per il caro gasolio, slitta la seduta dell'Arse per la maggioranza assente, i 30 milioni per agricoltori, autotrasportatori ed armatori rinviati ad oggi. Incontro con Schifani e Galvagno, il PD dichiara di essere pronto a votare l'emendamento. E poi c'è quest'altra notizia, tetto alla prescrizioni, stop alle sanzioni per i medici di famiglia. Che cosa accadeva? L'assessore alla sanità ha fatto dietrofront sulle penalità per chi supera la quota di 9.000 euro di ricette ogni 3 mesi, dettata appunto dalla volontà di evitare questo eccessivo ricorso alle prescrizioni. E poi attenzione a chi circola in monopattine, probabilmente sono i più giovani, è corsa alla targa, bisogna però attendere fino a 2 settimane, proprio sabato scatta l'obbligo e ci sono il rischio di multe da 400 euro. Il primo passo è la richiesta online, poi bisogna andare alla motorizzazione, quindi è meglio affrettarsi perché appunto bisogna poi attendere. E poi c'è la vicenda di Margaret, forse la ricorderete in tanti, la giovane di Lentini morta durante un intervento al naso, anzi ancora prima che iniziasse. Alla sbarra i 2 sedicenti medici, Marco e Marcantonio Procopio, che dovevano sottoporla a questo intervento. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero i gravi ritardi nei soccorsi e presunte omissioni durante i momenti decisivi delle emergenze. I medici avrebbero aspettato circa un quarto d'ora prima di contattare il 118 senza utilizzare tempestivamente strumenti salvavita come il defibrillatore. Noi ci fermiamo, a te Angelo. Grazie Lorena, fra poco torneremo da te per leggere i giornali nazionali, ma intanto diamo uno sguardo a quella che è la situazione della viabilità e vediamo le prime immagini che ci restituiscono dalla regia. Il Tondo Gioieni, Catania, circonvallazione, situazione ci sembra abbastanza normale per l'orario in cui vi mostriamo per l'appunto le immagini. Allora, dal Tondo Gioieni siamo in via Vincenzo Giuffrida, anche qui una situazione di traffico in linea con quella che è l'ora di punta, in considerazione che ancora siamo a metà maggio, quindi le scuole sono operative e attive, ma possiamo dire che in entrata c'è più traffico rispetto che in uscita dalla città. Sulla circonvallazione nel tratto basso di via Lodorico da Pordenone vedete anche l'ingresso, la confluenza dalla via Vincenzo Giuffrida ma anche da viale Mediterraneo. In qualche modo poi c'è un piccolo ingorgo, un tappo che rivediamo anche nella parte, diciamo, verso Ognina. Le immagini ci portano sulla sopraelevata, la strada che poi porta verso Ognina, sul ponte che supera e scavalca via Vincenzo Giuffrida. Però insomma la situazione non mi sembra particolarmente complicata. Questa è una bellissima immagine che ci restituisce stamattina Bella l'Etna. anche questa nuvola circolare a cerchi concentrici che si poggia sulla cima, è una nuvola tipica tra l'altro dell'Etna. Una nuvola tipica che ci dice comunque che nella giornata di oggi ci potrebbero anche essere dei venti particolari. La vediamo la stessa nuvola, vedi, dal golfo, cappello, diciamo, che è un dal cappello. golfo di Taormina. L'Etna è più imbiancata da questa parte
e il cielo su Taormina è un pochettino più nuvoloso rispetto a quello che abbiamo visto a Catania. Noi ci dobbiamo fermare, ma per pochissimo, poi riprenderemo, staremo di nuovo insieme con Buongiorno Sicilia, andremo a leggere i quotidiani nazionali con Lorena Dolci e siamo in attesa anche di collegarci con Francesco Triola a Messina per avere maggiori notizie su questo sospetto caso di antivirus su una donna, una turista argentina che è arrivata a Roma e che comunque si trova ricoverata in questo momento a Messina. Tutto questo nel corso della mattinata. Buongiorno Sicilia. Adesso vediamo insieme i titoli e non solo sui giornali nazionali, di fatto i più importanti che riguardano l'Italia ma anche a livello internazionale, quali sono le novità, soprattutto il viaggio in Cina di Trump, le novità sul fronte in Iran, anche in Ucraina, insomma ci sono tantissime notizie. Sì, queste sono le principali notizie riportate dalle prime pagine, come dicevi tu, il viaggio dall'amico nemico Xi Jinping e poi la minaccia nucleare dell'Iran e poi il delitto Garlasco che appassiona l'Italia da oltre 19 anni. Allora andiamo a vedere il Corriere della Sera, appunto il titolo è Trump da Xi Jinping, minacce di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale a Hormuz. E poi il virus, l'antivirus, controlli e nuovi contagi, analisi sul marittimo calabrese, gli esami inviati allo Spallanzani, verifica anche su un caso a Messina di cui ci siamo occupati. E poi per il ciclismo questa bella fotonotizia al centro pagina, il giro a Prodi in Calabria, Ciccone in maglia rosa è la prima per l'Italia. E poi ci sono naturalmente tante notizie di cronaca. E poi vediamo la Repubblica, la minaccia nucleare dell'Iran, cosa dicono gli ayatollah, se riparte la guerra lavoreremo all'atomica. Trump intanto vola in Cina per l'incontro con Xi, amici, dice dei cinesi, ma non abbiamo bisogno di loro. L'Iran minaccia di arricchire l'uranio per scopi militari, se riprende la guerra lavoreremo all'atomica. Intanto Donald Trump va in Cina, anche se precisa che non si tratta di una richiesta di aiuto, possibili nuovi raid sull'Iran al termine della missione a Pechino. E poi La Stampa, anche qui apertura dedicata all'Iran, minaccia nucleare, sì, Trump prova di forza, Teheran fa sapere se attaccati arricchiremo l'uranio al 90%, quindi per fare la bomba atomica. Il tycoon, cioè Trump, nel Golfo non ci serve l'aiuto cinese, ma va a incontrare. E poi qui vediamo di spalla l'avvocato De Poggi accusando Sempio, i PM vogliono piegare la realtà perché la famiglia di Chiara Poggi ha sempre creduto nella colpevolezza di Alberto Stasi. L'Avvenire, giornale di ispirazione cattolica, dedica invece l'apertura ai centri in Albania, le strutture costate 680 milioni per accogliere i migranti. Il ministro degli esteri albanesi Rama dice l'intesa con Roma, con l'Italia, non sarà rinnovata. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio la visita di Trump in Cina. Siamo amici, andrà bene, ma intanto studia l'attacco all'Iran. Il Presidente domani incontrerà il leader della Repubblica Popolare. Non ci serve una mano su Teheran, eppure, dicono gli analisti, con l'inflazione al 3,8% causata dall'aumento dei prezzi, ha fretto di chiudere la crisi. Si teme uno scambio con Taiwan, che è l'altro grosso centro di tensione internazionale, perché la Cina lo vuole riprendere nel suo territorio, o la ripresa dei raid per piegare gli ayatollah, ma Trump ribadisce noi più forti di tutti. Le opzioni militari sono sul tavolo, Trump le ha discusse con il Consiglio per la sicurezza nazionale prima di partire per la Cina e secondo la CNN pende per rilanciare gli attacchi con azioni dimostrative pesanti che secondo lui potrebbero convincere l'Iran ad accettare le sue condizioni per mettere fine alla guerra. La Stampa titola invece con una certa dose di pessimismo il vertice delle sconfitte. Il tycoon voleva piegare la Cina con dazi e Iran, ma al bilaterale arriva indebolito e ora è costretto a cercare una via d'uscita.
Teheran, dicevamo, lancia questa minaccia perché, scrive la Repubblica, non si fida dell'America, se ci colpisce, come pare che sia intenzionato con i suoi piani di guerra, creiamo l'atomica. Quindi i Pasdaran, proprio alla vigilia del summit di Pechino, alzano il tiro: chiunque metterà piede sul nostro territorio subirà gravi danni. Una guerra che si combatte anche molto a colpi di propaganda. Sperando che l'agnello Trump finisca nella bocca del lupo cinese, l'Iran chiarisce ancora, se mai dovesse essercene bisogno, che non si considera sconfitto di questa guerra, non intende negoziare a condizioni diverse da quelle che ha posto sul tavolo. L'ultimo avvertimento arriva dal portavoce della Commissione Sicurezza del Parlamento, Rezai, che si è fatto notare nelle ultime settimane per una postura molto forte, e dice, è proprio lui che dice, una delle opzioni dell'Iran in caso di un nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, appunto quello che minacciano. E poi c'è invece qua questo articolo che spiega cosa c'è sul tavolo di questa visita di Trump in Cina: armi, terre rare e ricerca, ecco come il dragone tiene testa a Washington. Dall'autosufficienza militare a quella tecnologica, i cinesi ora si sentono in vantaggio. Su Hormuz ci sarebbe il no condiviso ai pedaggi, almeno su questa cosa sono d'accordo. E poi ancora, per restare a questa visita, Giano Bifronte è la definizione che dà la stampa di Xi Jinping: da fabbrica a basso costo per il mondo, la Cina a superpotenza tecnologica. La Cina corre, ma diritti umani e libertà civili ne pagano il prezzo. E per questo appunto un Giano Bifronte. Che cosa succede intanto nel resto del mondo? C'è una grande bufera politica in Inghilterra, assedio al premier britannico, si parla di dimissioni nel governo, ma lui resiste: non me ne vado. Il paese dice non può permettersi un'altra crisi. E intanto Putin fa questa operazione simpatia, la definisce Repubblica. Cosa fa? Incontra l'ex professoressa dopo il calo nei sondaggi. E vediamo qui questa scena tenera di Putin che le offre questo mazzo di fiori, anche lui quindi è stato un tempo bambino. Vediamo adesso la situazione dell'antivirus. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono 10 infettati. Milano in quarantena un terrorista inglese, peggiora la donna francese, la difficoltà di rimpatriare gli australiani da Londra. E qui vediamo il viaggio che ha fatto un po' la nave trasportando i primi contagiati. Ma il Schillaci rassicura: per l'Italia il rischio è molto basso, in ogni caso noi siamo pronti, il sistema di risposta c'è, funziona, lo sta dimostrando, è scritto anche in una circolare con le indicazioni per fronteggiare l'emergenza. La differenza fondamentale è questa: il coronavirus si trasmetteva rapidamente da persona a persona ed era sconosciuto. Questo, l'antivirus, è noto da decenni e richiede una risposta calibrata e misurata, quindi attenzione, no panico. E veniamo al caso Garlasco. Il caso Garlasco, dicevamo, con il nuovo indagato Sempio, vicenda che viene scandagliata in tutti i suoi dettagli appunto dai giornali. Qui c'è la testimonianza di un'amica di Chiara Poggi, la vittima. Chiara si disse seccata perché gli amici del fratello entravano in camera sua. Dettaglio importante perché, secondo i nuovi giudici di Pavia, Andrea Sempio, che è il nuovo indagato, il movente sarebbe stato l'aver visionato un video intimo di Chiara con il fidanzato Alberto Stasi e potrebbe essere entrato in possesso proprio entrando in camera e avendo accesso al suo PC. La vicina di casa infatti conferma e dice: è plausibile che avesse dei video intimi girati con Stasi, erano molto innamorati, e lo ribadiscono tutte le sue amiche. E poi c'è questa intercettazione in audio che sono anche stati pubblicati, in realtà poco intellegibili, sono più un borbottio in cui lui dice sono preoccupato, e poi la madre anche lei intercettata
raccontata che si pentì per lo scontrino di un parcheggio che in realtà fu lei a prendere e che è diventata e divenne negli anni una prova, un alibi per esempio, che confermava che lui non era presente, scontrino che in realtà non fu lui a ritirare. E poi per la cronaca c'è quest'altra brutta storia, difende una collega dalle molestie, successo a Prato, accoltellato al cuore a 23 anni, fermate 2 persone tra cui un 16enne, il giovane rischia la vita. Questa è la stessa vicenda. E poi ancora minorenni di una baby gang che hanno accoltellato questa volta a morte uno straniero, caccia allo straniero, scrive La Stampa. Bakary Sacco ucciso a Taranto, confesso un minorenne del branco per la procura, scelto perché indifeso e perché era di colore. Fra l'altro quello che è emerso anche da altri giornali è che aveva cercato rifugio in un bar ma ne venne cacciato fuori. E poi c'è questo caso della Electrolux, la nota azienda di elettrodomestici che ha annunciato migliaia di licenziamenti, spremuti e scaricati la doccia svedese che gela i più giovani. Siamo tempo scaduto, voglio solo ricordarvi che è iniziato Cannes, il Festival del Cinema, un avvio da favola, una commedia che apre il festival che però poi in realtà punta sui drammi. Ci fermiamo a te, Angelo. Sì, grazie allora a Lorena Dolci, che ritroveremo più avanti nel corso della mattinata. Adesso invece facciamo una breve sosta, poi i primi ospiti della nostra mattinata, e a Buongiorno Sicilia vi aspettiamo fra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, primi ospiti. Allora do il benvenuto e bentornato al professore Giuseppe Cirelli, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Docente ordinario di idraulica agraria, anche di sistemazione idraulico-forestale all'Università di Catania. E grazie anche per essere con noi ad Annibale Sicurella, che è un agronomo paesaggista ed è anche fondatore di Labor Arc. Allora, buongiorno a tutti e due, perché parliamo di un avvenimento, di una giornata il prossimo venerdì 22 di maggio che sarà dedicata, sempre nell'aula diciamo magna del Dipartimento di Agricoltura dell'Università di Catania, all'arte ma anche alla bioarchitettura, alle soluzioni che sono basate sulla natura. Insomma, adesso cerchiamo di capire, facciamo capire a chi ci segue da casa cosa vogliamo dire. Cosa vogliamo dire? C'è una nuova visione sulle città. La visione di queste città non può prescindere dal solamente costruzione e infrastrutturazione, ma le città devono essere dei sistemi assolutamente vivibili, belli da starci, in cui arte, natura, infrastrutturazione devono convivere insieme per mantenere un ambiente che è sempre più diciamo, importante dal punto di vista della sostenibilità e della possibilità di svolgere una serie di attività che non sono solamente quelle produttive ma devono essere anche ricreative. Il 70% della popolazione dell'Unione Europea vive nei centri urbani. I centri urbani saranno la sfida dei prossimi anni per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, anche perché dobbiamo ripensare le città in relazione al cambiamento climatico, quindi dobbiamo avere un approccio integrato tra cose che sono state pensate fino adesso separate, le dobbiamo pensare tutte insieme. Allora, proprio per questo motivo servono diversi professionisti. Assolutamente. Quindi si passa, che ne so io, dall'architetto, si passa dall'ingegnere al geologo, all'urbanista, insomma queste figure, e anche in questo caso l'agronomo, sono importanti perché si possa fare squadra, certo, si possa fare team. Ma ormai non c'è nessuna possibilità di non fare squadra, perché è talmente complesso e articolato l'argomento che veramente intercetta tantissime professionalità, che solo facendo squadre e andando in una direzione comune si può ottenere qualcosa. Noi siamo legati a una paesaggistica, abbiamo sempre interpretato la paesaggistica come la possibilità di avere un bel giardino.
Adesso dobbiamo iniziare a ripensarla come una restituzione. Vedendo, qui sì. Siamo al Tondo Gioieni. Qui siamo al Tondo Gioieni. Uno degli interventi che verrà realizzato e verrà anche, diciamo, illustrato nell'ambito del convegno, che è in corso di realizzazione, come ben sapete. E tra l'altro, diciamo, questo è una nuova modalità di pensare il verde urbano, cioè un verde urbano che non è solamente dal punto di vista estetico, ombreggiamento, ma è un verde urbano che in questo caso ha una funzione particolare, che è quella di assorbire le acque piovane, insomma, esattamente, e ridurre i problemi di allagamento nei centri urbani, che è la nuova tecnologia che si sta diffondendo a livello europeo e di cui parleremo anche nel convegno. Tra l'altro sarà presente anche una collega del Politecnico di Danzica, la professoressa Magda Gajewska, che è un'esperta proprio di Nature Based Solution, perché la Polonia ha investito in tutti questi anni diverse centinaia di milioni di euro per infrastrutturarsi dal punto di vista delle Nature Based Solution, soluzioni basate sulla natura per la gestione degli eventi di pioggia. Gli eventi di pioggia che fortunatamente quest'anno ci hanno in qualche modo risparmiato, eventi violenti, attenzione, c'è stata tanta pioggia, però ha piovuto bene. È stata una pioggia che il terreno ha potuto assorbire con grande serenità. Vorrei tornare di nuovo da Sicurella, perché è giusto, abbiamo detto, si fa squadra, ma è anche importante un cambiamento culturale. Assolutamente. Io le voglio dire questo, l'esperienza più bella che ho avuto è stata qualche anno fa entrare in questo progetto per le scuole, praticamente, che intercettava bambini delle scuole elementari fino ai superiori, per cercare di portare lì un minimo di quella che una volta era l'educazione ambientale, fargli mettere le mani nella terra. E mi sono reso, il progetto EduGreen si chiamava, mi sono reso conto che praticamente è una questione squisitamente culturale. Noi possiamo parlare di architettura del paesaggio come nel caso di Burle-Marx, perché saranno presenti al convegno anche la fondazione Roberto Burle-Marx, lui è già stato a Catania agli inizi degli anni 90, quindi uno dei massimi esponenti della paesaggistica, ma per contro il discorso educativo all'interno delle scuole, all'interno delle famiglie è un po' vincolante. Noi pensiamo sempre che il verde sia diverso da noi, il verde sporca, non ti sporcare le mani con la terra, i bambini uscivano con i guantini di lattice per potersi interfacciare con quello che invece dovrebbe essere il nostro elemento naturale. Quindi fino a quando non c'è un minimo di abitudine mentale alla naturalità e alla protezione di quello che è l'ambiente naturale, qualunque tipo di discorso diventa vano, resta chiuso all'interno delle università o dei convegni. Mentre trasferire tutto questo fuori, abituare la mamma a non rimproverare il bambino, perché ho visto anche questo. Diciamo che allora sta qui il cambiamento culturale, Assolutamente. Abituarci a vedere quello che ci circonda come parte di noi. Esatto, in questo senso. E far rientrare la natura all'interno delle città, e questa è la sfida dei prossimi anni, perché le città altrimenti saranno degli ecosistemi urbani invivibili. E dobbiamo cercare in qualche modo invece di renderli vivibili. Proprio perché ci passiamo gran parte del nostro tempo e della nostra vita all'interno dei centri urbani, purtroppo, e invece abbiamo poca possibilità di stare a contatto con la natura. Professore, lei diciamo con il progetto del Tondo Gioieni in qualche modo sta portando avanti, ha portato avanti assieme all'Università di Catania chiaramente, l'utilità anche di quello che si può fare, diceva prima, come si può in qualche modo venire incontro alle esigenze di tutti noi, perché negli ultimi anni abbiamo assistito, abbiamo visto che ci sono episodi di violenti temporali e il terreno non riesce ad assorbire da solo tutta quest'acqua, queste chiamano bombe d'acqua, le chiamiamo bombe d'acqua adesso, improvvisamente concentrate in una zona molto limitata, una quantità di acqua impressionante. Lei con questo esempio che abbiamo proprio vicino alla nostra sede, fra le altre cose, da dove noi trasmettiamo esattamente, abbiamo questa struttura che dovrebbe essere ultimata a breve, insomma i lavori non andranno avanti. No, i lavori dovrebbero essere completati nella fine di giugno, abbiamo circa un mese di ritardo rispetto al cronoprogramma, ma è stato dovuto al fatto che abbiamo incontrato dei banconi lavici molto densi
e anche sottosuolo di Catania. E anche noi abbiamo trovato anche i vecchi piloni del viadotto del Tondo Gioieni, ahimè. E quindi siamo leggermente in ritardo sul cronoprogramma. Però diciamo l'obiettivo di questo convegno è proprio di fare contaminazione, tant'è che l'interesse è trasversale, perché abbiamo avuto il patrocinio dell'ordine degli agronomi, degli architetti, degli ingegneri, dei geologi. Quindi, insomma, c'è una compartecipazione. Assolutamente, diciamo, l'adesione è veramente oltre le nostre aspettative, ma l'obiettivo nostro è quello di contaminare e di soprattutto diffondere questa nuova cultura della città. Cioè, dovete pensare che un'area verde riesce a abbassare 4-5 gradi la temperatura in ambiente urbano. Quindi dobbiamo ripensare completamente le nostre strutture, perché noi siamo passati un inverno piovoso, però le estati sono torridi in Sicilia, come usualmente lo sono. In questi giorni abbiamo già avuto un primo assaggio. Abbiamo avuto un primo non assaggio, caldissimo. Caldissimo, però se dovesse perdurare poi ci lamenteremo che c'è troppo caldo. Fino a qualche settimana fa, un mese fa, ci lamentavamo perché stava piovendo. Allora dobbiamo avere un diverso approccio, nel senso che dobbiamo essere consapevoli che d'inverno piove e d'estate fa caldo e quindi dobbiamo attrezzare le nostre città ad affrontare queste sfide. E dobbiamo anche essere consapevoli che l'area verde non è solo la collocazione di un albero all'interno dell'ambiente urbano. Sì, volevo parlare con lei del tema del paesaggio resiliente. Sì. Esattamente. Cosa ci vuole dire questo termine? Nel senso, voglio dire, il paesaggio deve essere resistente, deve sopportare. Assolutamente sì. Un esempio fra i tanti è anche il giardino pensile dell'Università d'Agraria, che è sottoposto a monitoraggio. È un giardino pensile pensato per attrarre per esempio gli impollinatori, per ridare naturalità. Ed è questo che vediamo adesso. Il verde, chiaramente, le piante entrano in competizione fra loro, le manutenzioni si abbassano una volta che il suolo è integralmente coperto e automaticamente si rigenera il suolo, perché il suolo che noi abbiamo nelle aree residuali delle città non è più suolo, è polvere con 4 cespugli e un albero piantato. Se invece si pensa a una copertura del terreno che lo protegge dagli sbalzi di temperatura, dall'azione battente dell'acqua, le piante più piccole, i cespugli, le tappessanti trattengono meglio il suolo e si crea veramente all'interno diamo realmente una restituzione di naturalità, e questo ha vantaggio chiaramente della vivibilità, perché l'albero con il pavimento completamente impermeabile dovuto agli asfalti, con le macchine parcheggiate sotto, alberi di prima grandezza, che molti sono anche storici. Roma è un esempio, sta vivendo il panico con i pini storici che ha, perché quando poi cadono ovviamente è come se la natura si vendicasse di tutto quello che ha subito. Prima di salutarci, perché il tempo insomma è quello che è, come sempre corriamo da un tema all'altro, volevo anche fare un accenno al tema del waterfront di Catania, che sarà trattato proprio venerdì durante questo incontro. Sì, noi abbiamo avuto il patrocinio della Fondazione Burle-Marx di Londra, che tra l'altro sarà presente Andrea Burle-Webb, che è la nipote di Burle-Marx, che sarà presente a Catania. Abbiamo rispolverato praticamente il vecchio progetto, che sono solamente in questo momento degli schizzi che abbiamo trovato, del progetto del waterfront quando venne Burle-Marx a Catania nei primi anni 90. E quindi vogliamo anche riproporre un poco quell'idea che non è, diciamo, possibile riproporla tout court come era stata pensata adesso, perché la situazione di Burle-Marx si occupò soprattutto della zona sud di Catania, la zona della playa. Facendo questo abbinamento tra il lungomare di Rio de Janeiro, dove lui fece il famoso lungomare, c'è qualche foto che può illustrarlo, rispetto a questo paragone col lungomare di Catania, con la playa di Catania. Ci sarà inoltre anche Laura Morau, che è praticamente la Notorious Saber, chi restaura i giardini di Burle-Marx, che ormai sono UNESCO. Per cui stiamo parlando del massimo esponente della paesaggistica del Novecento, che noi abbiamo avuto la fortuna di avere a Catania,
e le nuove generazioni. Abbiamo avuto molto tempo fa qui a Catania. Noi siamo per spiegarlo alle nuove generazioni. Allora, devo dirvi grazie per essere stati con noi, buon lavoro, perché insomma pensare alla nostra città, alla nostra vivibilità nella città è veramente molto lungimirante da questo punto di vista, perché così si lascia alle future generazioni una città più a misura. E questa è anche la missione dell'Università di Catania. Grazie davvero, grazie professore Giuseppe Cirelli, che è ordinario di idraulica agraria e anche di sistemazioni idraulico-forestali proprio dell'Università di Catania. Grazie anche ad Annibale Sicurella, agronomo, paesaggista e fondatore di Labor Arc. Fra poco saremo di nuovo insieme, in attesa di collegarci con Messina per parlare di questo sospetto caso di antivirus su una turista argentina sbarcata a Roma con un volo da Buenos Aires. La signora ha una polmonite, cercheremo di capire se abbiamo altre novità. Intanto ci fermiamo, vi aspetto fra pochissimo, restate con noi. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con tempo in peggioramento al centro-sud per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione dal Mediterraneo, con piogge e temporali sparsi. Meglio al nord, con sole invece prevalente. Sulla Sicilia sarà una giornata con ampi spazi soleggiati e aumenterà solo un po' la variabilità lungo le coste settentrionali e i venti inoltre soffieranno sostenuti con mari infatti mossi. Le temperature per il momento non subiranno particolari variazioni, con punte localmente anche al di sopra dei 25 gradi. Nel corso della giornata di giovedì continuerà a splendere il sole, sulla Sicilia qualche innocua nuvola solo di passaggio, i venti saranno ancora tesi con mari infatti localmente anche molto mossi, le temperature si manterranno stabili o in flessione di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso parliamo della bella stagione. Buongiorno intanto a Giuseppe Bellia, buongiorno a voi, grazie. Perché ne parliamo stamattina? Ne parliamo perché arriva la bella stagione. Allora, quando arriva la bella stagione sicuramente c'è un aumento anche del turismo, c'è un incremento della produzione dolciaria, di pasticceria in questo caso, però c'è un grande problema. Il problema è quello legato alla presenza di lavoratori, alla ricerca di lavoratori, alla disponibilità dei lavoratori per questo settore, così come anche per altri settori. Sì, diciamo che ormai il nostro settore è quello più, in prima linea, perché come ha detto lei d'estate c'è più aumento di lavoro e c'è carenza del personale, ma non significa che il lavoro, è cambiato. Dopo il Covid la ristorazione è rimasta indietro, quindi i giovani di oggi vogliono più flessibilità, vogliono un'organizzazione, vogliono essere anche al centro. Ma perché è rimasta indietro la ristorazione? Ma perché una volta il cameriere era tutto fare, come il cuoco, come il pasticcere. Oggi non lo puoi fare Adesso più. Servono delle figure specializzate. Ora servono delle specializzate, servono anche degli accordi degli accordi seri, perché sì, è vero che si parla sempre dello sfruttamento, degli orari troppo eccessivi, della paga anche troppo bassa, perché le spese di un'azienda come la ristorazione sono alte, ma bisogna cambiare metodo, bisogna avere un'azienda tecnologica dove l'operatore non si affatica più come prima, bisogna dare dei orari giusti. È una paga che oggi comporta anche la vita. Allora bisogna in qualche modo cambiare in meglio. Sì, cambiare in meglio e cambiare anche l'approccio. L'approccio è fondamentale. Oggi i ragazzi non hanno voglia di lavorare, sono molto esigenti. Diciamo che è cambiato il mondo. È cambiato il mondo. Siamo cambiati anche noi come genitori. Io ho una cosa che sento spesso: se non studi ti mando a lavorare, come se fosse una punizione. Una punizione. Questo è uno sbagliato. In ogni caso si deve sempre lavorare nella perché dopo lo studio serve per lavorare sicuramente. Quindi bisogna anche comunicare come il lavoro, io lo vedo soprattutto nella ristorazione, un modo per approcciarsi alla vita, soprattutto come cameriere. Quello è fondamentale, perché oggi i ragazzi hanno paura, non hanno quel coraggio che avevamo noi una volta, che i nostri genitori ci buttavano al lavoro, dice sai, finisce la scuola, anche se sei stato bravo, vai a lavorare, ma per te non solo. Insomma, in estate soprattutto c'è la possibilità di fare piccoli lavoretti. Piccoli, io ho iniziato a 16 anni, quindi mio padre anche se finiva la scuola dice vai a lavorare lo stesso, e grazie a questa vita che ho fatto, questa esperienza, oggi mi ritrovo ad essere
quello che sono, ed ero una persona timida, introversa, chiusa, ma il lavoro a contatto con le persone, soprattutto oggi in una società come quella che stiamo vivendo, è fondamentale per i giovani. Infatti io sono sempre alla ricerca più dei giovani che dei grandi. I giovani sono anche il futuro, sono quelli che danno idee, che possono avere entusiasmo, che possono avere una maggiore dimistichezza anche con l'innovazione. Con l'innovazione, io infatti mi trovo, pur essendo un pasticcere, anche con la tecnologia, e quindi anche l'intelligenza artificiale è entrata nel laboratorio. Ma l'intelligenza artificiale, mi faccia un esempio, che cosa... Ma nella comunicazione anche interna, perché magari noi siamo 12, ok? Magari tra la sala e la pasticceria, quando arriva una comunicazione interna su un ordine, anche da cliente, comunicare... Questo lo possiamo anche comprendere, perché magari ma nelle attrezzature? Attraverso piccoli strumenti si riesce magari... Ma oggi anche nelle attrezzature. Io, per esempio, oggi ho creato un laboratorio tecnologico, dove una volta magari tutto era manuale, ma alla fine della giornata l'operatore era stanchissimo. Quindi quegli lavori ripetitivi, gesti e manuali noiosi, che si dovevano fare in sequenza. E quindi ora noi creiamo le persone, li formiamo in un modo che quella creatività la espandono nei decori, nelle cose che la tecnologia non ci può arrivare, perché la creatività dell'uomo non può mai essere sostituita dalla tecnologia. Quindi meno fatica, più creatività. Allora, questo è uno slogan molto interessante, meno fatica, più creatività, mi piace. No, perché è la mia filosofia, perché io ho iniziato a lavorare con i veramente che alla fine della giornata era pesante, quindi un giorno, se io sarò titolare di un'azienda, devo creare un'azienda, non dico molto tecnologica, perché l'artigianalità non si deve perdere, però bisogna creare un posto che quando entrano i dipendenti, i miei collaboratori, non devo dire non vedo l'ora che finisce la giornata, questo non deve succedere. Ma questo perché in un ambiente di lavoro dove si lavora male, dove si sta male, non si lavora male, i valori sono fondamentali. Si incomincia a faticare. Ecco, una volta si cercava un dipendente solo per le capacità. Oggi io cerco un dipendente, un collaboratore per i valori e dopo la capacità, perché la formazione la creiamo noi all'interno. Quindi i ragazzi oggi vogliono formazione, vogliono essere anche loro protagonisti dell'azienda. Questa è la cosa fondamentale. E chi può in questo senso dare una mano al vostro settore? Le associazioni di categoria, chiaramente. Le associazioni di categoria hanno fatto un gran lavoro, soprattutto tutte le associazioni che hanno formato. Oggi, per esempio, io quando sono cresciuto non c'era qualcuno che mi insegnava il mestiere, lo dovevo rubare. Oggi che io voglio insegnare ai giovani è difficile trovare giovani, perché il nostro obiettivo, siccome noi rappresentiamo la Sicilia, la pasticceria siciliana, e noi abbiamo una missione, almeno io personalmente, di tramandare il nostro sapere, perché dietro quel dolce c'è una storia, c'è una logica, ma ci sono dei sapori che se si perdono perderemo le emozioni che già le stiamo perdendo. Vabbè, questa è una questa è la mia filosofia. Questa è una riflessione importantissima, perché le tradizioni poi sono le radici, sono la cultura, sono l'essere, l'essenza di una cultura, in questo caso noi siamo molto radicati. Quella nostra, che va sicuramente rilasciata alle future generazioni. Io quando ho iniziato il mio percorso della mia azienda mi dicevano non lascia perdere la pasticceria, ormai è morta. Per me era tipo una missione. Ma il mio, noi seguiamo molto la pasticceria ormai francese, svizzera, questa bella, elegante, perché non abbiamo scoperto bene quello che abbiamo noi. Loro hanno una cosa superiore a noi, metodo di lavoro e istruzione. Per loro, io ho avuto ospite una scuola svizzera, il quinto anno, dove per loro il lavoro è dentro la scuola. Cioè loro finiscono alle 6, vanno a lavorare alle 11, vanno a studiare di sera per essere pronti per l'indomani mattina. C'è una formazione. È un approccio diverso. È un approccio importante. Assolutamente. Perché se tu vuoi fare veramente questo lavoro, devi lavorarci, devi studiarci. Insomma, ogni attività ha i suoi pro, ha i suoi contro. E allora da qui l'invito stamattina, ai giovani di accostarsi all'arte pasticcera. Mi permetta di utilizzare il termine arte pasticcera, e rivolgersi magari ad aziende serie, ad aziende che attraverso le associazioni di categoria possono dare una mano e possono dare un futuro alle future
generazioni. Questo è fondamentale, l'importante è non generalizzare, perché sennò poi saremo tutti una cosa, questo è sbagliato. Grazie a voi per essere stato con noi stamattina. È stato per me un grande onore. Giuseppe Bellia. Fra poco noi, ho visto già un attimo collegato con noi Francesco Triolo da Messina, però prima ci dobbiamo fermare, una breve sosta e poi vediamo se possiamo attivare il collegamento con Messina. Tutto questo fra pochissimo. Allora, eccoci qua, siamo pronti per collegarci con Messina. Vedo già, e lo possiamo anche mandare, eccolo qui in onda, il nostro Francesco Triolo che si trova in riva al mare, siamo sullo stretto praticamente a Messina. Buongiorno Francesco. Ma sono di passaggio. Sono di passaggio, sì, solo di passaggio. Francesco, un aggiornamento, il collegamento con te stamattina, un collegamento veloce solo per aggiornarci su questo sospetto caso di antivirus che vede una donna argentina, una turista ricoverata a Messina. Hai detto benissimo Angelo, è un sospetto caso di antivirus, nel senso che non c'è la conferma, lo ha detto anche, è uscita una nota dell'ASP di Messina, dello SPEM, la responsabile Mariella Santoro, che ha confermato la presenza di una turista argentina ricoverata al Policlinico di Messina per una sospetta polmonite, un sospetto caso di antivirus. Il campione è stato prelevato e sarà portato allo Spallanzani di Roma insieme all'altro campione di un ragazzo di Reggio Calabria per la verifica. È una signora che arriva da una zona endemica attraverso un volo Buenos Aires-Roma, poi si è fermata a Roma, è arrivata a Messina dove ha accusato questi sintomi di polmonite, è stata ricoverata e quindi c'è questo stato di allerta. Però, come hai detto bene tu, si tratta in questo momento di un sospetto caso di antivirus, ma non di un caso vero e proprio accertato. Allora Francesco, ci aggiornerai sicuramente nel corso dei nostri telegiornali l'evoluzione della notizia. Vorrei soltanto aggiungere che da Milano arriva la notizia che il cittadino britannico che è stato sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. La comunicazione arriva dall'assessore al welfare della regione Lombardia. Quindi così chiariamo che i sospetti casi molto spesso poi magari non si sviluppano in positività. Aspettiamo di sapere che cosa dirà il campione che è stato inviato allo Spallanzani, che verrà inviato allo Spallanzani di Roma per questa turista argentina ricoverata al Policlinico, come ci hai raccontato tu, di Messina. Grazie Francesco per questo tuo contributo. E l'aggiornamento. Grazie a voi, a dopo. Grazie, l'aggiornamento a dopo. Adesso rientriamo di nuovo in studio per dare il buongiorno e il bentrovato ad Ignazio Mannino. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie. Commissario straordinario dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia. Allora, l'occasione che ci vede insieme oggi è quella legata ad Amberia, cioè alla Fiera Mediterranea del Cavallo, che torna anche quest'anno. Quest'anno torna e torna in maniera forte e importante, con grande impegno. Abbiamo mantenuto, in questo caso si può dire, lo zoccolo duro della fiera, che è la parte allevatoriale, la parte del concorso salto a ostacoli. Abbiamo un gran calà di fine serata che ha molta attesa e molta attenzione. Il concorso salto ostacoli è a cura di Fiera Verona Cavalli, quindi ancora quest'anno c'è la sinergia con Fiera Verona e la FISE. Poi abbiamo il circuito allevatoriale Masaf e, come dicevo prima, il Gran Galà, che è il Trans Ectus di Veraloforte. Quindi abbiamo messo degli elementi che ci permettono di mantenere la tradizione e lo zoccolo duro della mission della fiera, ma nello stesso tempo quest'anno abbiamo tante novità. Io a questo volevo arrivare, perché non è soltanto la fiera, ma è un modo per vivere un fine settimana diverso, perché ci sono tantissime attività collaterali che possono in qualche modo coinvolgere, anzi coinvolgeranno sicuramente le famiglie, i bambini anche, e quindi è un modo per stare insieme. Assolutamente sì, perché abbiamo realizzato
un'area dedicata alle famiglie e ai bambini a cura dello sviluppo rurale, perché quest'anno l'assessore San Martino, l'assessore all'agricoltura, ha voluto e ha ottenuto con il consenso e la volontà di tutti una sinergia tra le diverse anime dell'assessorato, e quindi abbiamo messo assieme sviluppo rurale, istituto zootecnico e istituto di incremento ippico, quindi tutte e tre in sinergia per dare un risultato importante. Oltre l'area dedicata ai bambini con gli asinelli e le famiglie realizzata, come dicevo prima, dallo sviluppo rurale, avremo anche l'area della biodiversità realizzata appunto dall'istituto zootecnico, quindi abbiamo messo in campo di quanto di meglio c'era a casa agricoltura. Sono 3 giorni, 15, 16, 17, che vedono protagonista il cavallo. Assolutamente sì, il cavallo, la mission dell'istituto è sempre quella del mantenimento, valorizzazione e selezione delle razze autoctone, tant'è vero che l'area della biodiversità e i concorsi che verranno fatti, salto ostacolo e anche il Gran Galà, avranno la presenza in percentuale altissima di cavalli e cavalieri siciliani, perché vogliamo che la sicilianità nella sua eccellenza venga espressa nel migliore dei modi. Così come, dicevo, per completare il quadro della mappatura della fiera, abbiamo realizzato un'area di prodotti agroalimentari ed enogastronomici. È un'area di convegni, perché riteniamo, questo l'abbiamo lanciato quest'anno al Vinitali e sarà presentato ufficialmente a Fiera Verona Cavalli, che nell'ambito del turismo rurale ed enogastronomico il cavallo può fare la sua parte, perché potremmo scoprire i borghi siciliani anche a cavallo. Questo è l'obiettivo e questo va nella direzione della promozione delle razze autoctone siciliane. Non è un caso, mi corregga se sbaglio, che l'apertura di questa fiera si svolgerà proprio nel momento in cui la Sicilia festeggia la sua autonomia come regione siciliana. Assolutamente non è un caso, è stata una ferma volontà, una scelta che è stata fatta già alla fine dell'edizione dell'anno scorso, perché celebriamo il momento istituzionale dell'autonomia della regione siciliana e farlo ad Ambelia durante la Fiera Mediterranea del Cavallo è una dimostrazione che il cavallo rappresenta una parte di storia della Sicilia. Tramite il cavallo si racconta la storia delle invasioni. Stiamo vedendo in questo momento dalla regia, ci mostrano. E di tutti coloro che facevano del cavallo un animale da lavoro, un animale da corte, un animale da guerra purtroppo negli anni passati. E infatti uno dei convegni importanti è quello di parlare e descrivere come siamo passati dal Regio Deposito Stalloni all'Istituto di Incremento Ippico, che oggi assume, pur mantenendo la mission storica, assume una valenza e una visione di avanguardia e futura per uno sviluppo del territorio. Alla fine, per completare la ciliegina sulla torta, abbiamo riservato un'area all'interno di quelle che sono oggi le stalle utilizzate per i nostri cavalli, le stalle storiche, che ospiteranno delle cantine vinicole e dei produttori di olio, perché all'interno di questo contesto ci saranno produttori e buyer che si incontreranno per promuovere il prodotto d'eccellenza siciliano. Ma la sicilianità, possiamo dire, al centro della fiera di quest'anno, di Ambelia 2026. La scelta del 15 maggio è per dimostrare che Ambelia e Sicilia e tutto ciò che ruota attorno al mondo del cavallo rappresenta la sicilianità con le dovute declinazioni, che sono l'agricoltura, l'enogastronomia e il turismo rurale, come dicevamo, che è un qualcosa che vogliamo incentivare in maniera forte, perché è una scommessa per la nostra Sicilia. Vogliamo dire che l'ingresso è anche libero, quindi si può venire a visitare? Assolutamente sì, l'ingresso è libero, le famiglie che verranno lì potranno vedere la corsa, il salto ostacoli, il concorso salto ostacoli, potranno vedere la selezione allevatoriale del Ministero dell'Agricoltura, potranno ascoltare e vedere anche interventi canori, perché vogliamo attirare l'attenzione
non solo dell'addetto ai lavori e dell'appassionato del cavallo, ma anche di colui che non è appassionato e che magari venendo ad Ambelia, trascorrendo una giornata, si avvicina al cavallo e si appassiona. Io sono un esempio di quelli che prima di fare il commissario dell'istituto forse non avevo mai accarezzato un cavallo, invece il cavallo, il mondo del cavallo, la storia, la tradizione e la cultura che ti trasmette ha dato tanta passione e tanta voglia di fare, e speriamo di fare bene. Allora, ci fermiamo qui almeno per questo segmento della trasmissione, per ricordare soltanto che in mattinata verrà presentato il tutto con una conferenza stampa che annuncerà quello che in qualche modo noi stiamo anticipando in questa mattinata, quelle che saranno le attività di Ambelia tra il 15 e il 17 di maggio e poi racconteremo chiaramente anche noi quello che succede ad Ambelia. Assolutamente, faremo una conferenza stampa dove, grazie al supporto del nostro show director, il dottor Bignardelli, il direttore dell'istituto e i dirigenti dell'agricoltura, esporremo quelle che sono le linee guida, i programmi, e oggi ci sarà anche una sorpresa che riguarda l'Istituto di Incremento Ippico e la visione futura che ha l'Istituto, che scopriremo e faremo durante la conferenza stampa. E allora, siamo curiosi di sapere qual è questa sorpresa, non chiediamo di spoilerare assolutamente nulla. Grazie, la invito a restare un attimo qui in studio con me, grazie a Ignazio Mannino, che è il commissario straordinario dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia. Ma lo vedo sui monitor di servizio, il nostro Marco Amato, quindi adesso passiamo dai cavalli alle stelle con l'oroscopo, la sigla. Marco, eccomi da te stamattina, non parliamo di musica, ma c'è lo spettacolo sempre di mezzo, c'è Cannes che ci aspetta. Esattamente, non parliamo di musica, non parliamo di red carpet, ma andiamo a fare un salto sulla Crozette. Allora, Cannes, 79esima edizione del festival, un festival che c'è da dire sicuramente non è così condizionato dai blockbuster americani, non c'è quel star system imperante, ma è un cinema più di qualità, più di nicchia, e decisamente molto interessante, per questo molto atteso. Ebbene, una parata di star si aspettano comunque, perché per quanto di nicchia sicuramente non mancano i grandi nomi, dall'italiana Monica Bellucci, Vincent Cassel, Catherine Deneuve, ma non solo, anche attesissima una bellissima Demi Moore, che già per il primo red carpet sfoggia a diamanti e un abito bianco bellissimo. Omaggio anche incredibilmente bello e doveroso a due grandi icone del cinema che alla loro età sono assolutamente due stupende signore, che sono la splendida Jane Fonda e la grande Joan Collins, rispettivamente Sagittario e Gemelli, mentre Demi Moore è Scorpione. Allora, in questo periodo fino al 16 maggio, quindi con il sole in Toro, non solo fioriscono le viole, cantava qualcuno, ma anche fiorisce tutta la potenza germinativa del Toro. Questa esplosione di vitalità, di bellezza, e che riguarda il secondo segno zodiacale, che ha il compito di fare germinare tutto, un po' come se tutto quello che accade durante il Festival di Cannes in questo periodo volesse fare fiorire quelle che saranno le luci del prossimo palcoscenico dello spettacolo. Do per favoriti tutti quelli che sono nati sotto il segno dello Scorpione, quindi dai registi agli attori, sicuramente loro trionferanno. E ora uno sguardo alle stelle di oggi, una situazione zodiacale planetaria molto complessa, poiché Mercurio e Giove dialogano, quindi i pensieri e le parole si espandono, si allargano, mentre la Luna entra in un bellicoso Ariete, abbracciando Nettuno e Saturno, una Luna un po' guerriera ma con delle ragioni sentimentali. Cosa accade, in parole povere? Ariete, per voi è sempre un misto di emozioni e d'azione, in ogni cosa ci mettete l'anima, ed è proprio quello che sta accadendo per adesso. Qualcuno potrebbe dirvi che siete un po' fissati sia col lavoro che con l'amore, ma voi non potreste fare a meno di essere viscerali in tutto questo. Toro, splendido segno zodiacale che sta vivendo
vivendo un momento di rinascita, non solo perché il Sole e Mercurio sono nei suoi gradi, ma perché non incombono nel cielo del Toro più gli ostacoli di prima. Solo Plutone tenta un po' di mettere in elaborazione una serie di processi di idee importanti. Non abbiate paura, andate avanti. Gemelli, Venere nel vostro segno zodiacale è quadrato alla Luna, quindi le signore dello zodiaco oggi hanno qualcosa che non va, relativo al fatto che ancora non vi vedete configurati come vorreste. Non preoccupatevi, cari Gemelli, perché il cosiddetto colpo di fortuna arriva tra poco, e tra poco per voi esploa. Cancro, Luna potentissima oggi, anche molto forte e spartana, per cui i Cancro oggi saranno un po' più coraggiosi, oseranno di più. La Luna è il vostro timone sempre e indica sempre i vostri sentimenti. Venere, che avete dietro le spalle, sta arrivando a darvi forza e anche un nuovo amore. Leone, per voi oggi la Luna non è un problema, anzi è un rafforzamento. Vedete le cose in prospettiva più chiare, anche in una maniera più augusta, tipica del vostro segno zodiacale. A volte ama ritirarsi nei ranghi dell'austerità. Ottimo il dialogo con Venere in Gemelli in amore, e il senso di famiglia diventa squadra. Vergine, per voi oggi la Luna finisce di essere nemica, una Luna che vi dà molta più serenità, una Luna che vi porta anche lontano. Piccoli viaggi, spostamenti per la Vergine, ma non solo, anche nuovi incarichi e nuove interfacce, nuove interlocuzioni. In amore, anche se distanti, si comunica sempre. Bilancia, per voi oggi la Luna è in opposizione, ed è una Luna che vede un po' bellicosamente contrastare i sentimenti e la ragione. Una Bilancia che ancora non riesce proprio a trovare la direzione mediana. Forse dovete pensare di essere un po' più estremi e meno diplomatici. Scorpione, per voi oggi la Luna dismette il suo trigono, tutto si fa un po' più distante. Rimane Giove con voi però a sollecitarvi e a darvi tutta una serie di suggerimenti lavorativi ed economici molto importanti. Sagittario, per voi il lavoro va benissimo, ma anche i sentimenti, visto che Venere è in opposizione, potrebbe esserci qualche incomprensione in amore. La Luna in Ariete sta dandovi forza, il trigono, e farà di voi, Sagittario, un po' più sicuri in amore. Capricorno, Luna di quadratura, oggi una Luna un po' dura, una Luna un po' pesante che vi obbliga anche a mettere in discussione alcune scelte fatte. Il Sole e Mercurio in Toro però vi mettono nelle condizioni di essere ostinatamente diretti verso la vostra logica. Non sempre si vince con la logica, però attenzione. Acquario, per voi una giornata splendida con una Luna amica, una Luna di terza casa che vi fa prendere coscienza dei pro e dei contro. Voi decidete di procedere comunque, di andare avanti e soprattutto di mantenere le vostre idee. In amore c'è una bellissima sorpresa, soprattutto per i nati di febbraio, quelli della terza decade. Pesci, la Luna oggi esce dai vostri gradi, quindi un andamento un po' più concreto, meno confuso dalle emozioni. Oggi avrete una visione e un'idea che può riguardare un progetto futuro. In amore, Venere di quadratura a volte vi fa avere meno tempo per l'amore. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Ci ritroviamo domani, Angelo. Grazie per il collegamento. Buongiorno Sicilia. Grazie a te per queste notizie che ci prospettano la giornata di oggi con il supporto delle stelle. Adesso andiamo da Lorena Dolci per chiudere con una curiosità. E chiudiamo con Francesco Scianna, attore siciliano da Bagheria, Palermo, intervistato dal Corriere della Sera, rivela anche queste memorie, riprese anche nel titolo: da bimbo sentii l'esplosione della bomba che uccise Borsellino. E poi, a proposito del suo ultimo film, Vallanzasca si presentò sul set e mi rivelò i segreti di Turatello. Ma è curiosa anche questa espressione tipica siciliana: con cui ti unci, Francesco, che vuol dire letteralmente con chi ti ungi, perché nel dialetto siciliano significa con chi ti frequenti. È un modo di dire bellissimo, scrive l'autrice, perché l'unto rimane addosso e quindi ti rivela con chi ti frequenti, ed è sull'importanza di circondarsi di figure che possono fare da maestri. Rifletto spesso, racconta appunto Francesco Scianna.
Grazie a Lorena, ma dobbiamo ringraziare anche oggi chi ha lavorato con noi per Buongiorno Sicilia, Francesco Gigante, Fino La Leggia e anche Ottavio Longo, non solo loro in regia, con Roberto Stramondo e Giuseppe Messina. Dobbiamo ringraziare in redazione Emanuela Corsi e Edoardo Sergi, che come sempre ci supporta con la ricerca delle notizie che ogni giorno vi forniamo e degli ospiti a Buongiorno Sicilia. Grazie a Carla Previtera, buona giornata a voi. Ci ritroviamo domani mattina alle 8. Buongiorno Sicilia.